Buonasera, buonasera a tutti. Porto i saluti a tutti voi che ci seguite questa sera da tutto il Lions Club San Daniele, che rappresento in qualità di presidente, e approfitto anche di questa sera, che è l'ultimo meeting web che facciamo, per ringraziare tutti i soci, tutti i consiglieri, la segretaria Maria Rosa che ci ha aiutato in quest'anno particolare, molto intenso, e l'aver fatto tanti meeting via web sicuramente ci ha aiutato a trovare nuove maniere di comunicazione, non sempre solo in presenza come eravamo abituati a fare, tanto che il prossimo anno continueremo su questa strada. Questo è il nono meeting dell'anno. 6 sono stati collegati da un fil rouge dal Covid, poi abbiamo avuto un meeting su Dante, un altro meeting su un argomento un po' diverso sulle successioni. Questa sera parliamo ancora di un altro argomento, sulle criptovalute. Il Lions Club, per chi non lo conosce, a dire la verità è una società che molti non sanno le reali funzioni del Lions. Lions è la più grande associazione laica di service nel mondo. Laica di service vuol dire di volontariato. Sono stata fondata oltre 100 anni fa, ha quasi 1,5 milioni di soci, 47.000 club, opera in oltre 200 paesi. Il SERV non è una forma di assistenzialismo, ma soprattutto promozione di cultura, innovazione e conoscenza in tutti i campi, dalla salute alla scuola, con gli scambi giovanili, all'ambiente, insomma tutti i campi della società civile. Questa serata l'abbiamo dedicato a un argomento che già è criptico nel titolo, è un argomento abbastanza controverso. Io non sono un appassionato del rischio e non sono ancora al materasso, ma insomma sicuramente sono qui per imparare se ci sono varie forme di investimento che ci diano una maggiore serenità per il futuro. La serata la conduce un amico ormai di questi eventi, Gabriele Turissini, che a breve diventerà anche socio del club, è un amico fin da quando eravamo ragazzi, è giornalista, pubblicista, iscritto all'albo dall'83, è consulente finanziario, ha un sacco di passioni, oltre anche all'attività sportiva come ciclista. L'ospite che verrà intervistato da Gabriele è professor Fernando Metrano, che è un fisico di formazione, per formazione universitaria. Dal 2014 il suo principale interesse professionale è quello dei Bitcoin, è professore a contratto di Bitcoin e tecnologia blockchain all'Università La Bicocca di Milano, è professore a contratto di Interest Rate Derivatives all'Università La Milano La Bicocca, cofondatore e amministratore delegato di CheckSig, società di custodia di Bitcoin, fondatore e direttore scientifico del Digital Gold Institute, cofondatore e direttore scientifico della Crypto Asset Lab all'Università Milano Bicocca, fondatore e co-amministratore Quantilib e BTC Lib, oltre ad avere numerose pubblicazioni scientifiche e relazioni fatte anche in sedi importanti come Montecitorio, Nazioni Unite e l'Ufficio Italiano del Parlamento. La maggior qualità però è di essere un gran appassionato di Springsteen, e questo già fa una serata speciale, perché un appassionato di Springsteen non può non renderci questa serata veramente speciale. Buonasera a tutti, adesso Gabriele conduce la serata. Gabriele. Eccomi qua. Buonasera a tutti, grazie Giorgio, grazie Presidente ovviamente. Sì, la serata, come diceva Giorgio, è una serata per
creare, se vogliamo, consapevolezza, no? Cioè, cercare di dare un po' meno del lei a qualcosa che vendiamo così lontano com'è il Bitcoin, e cercare di capire se riusciamo a dargli un po' del tu, riusciamo a capire quelli che sono i meccanismi che lo rendono un qualcosa con cui dovremo convivere nei mesi, negli anni e, dal mio punto di vista, nei decenni a venire. In realtà il rapporto che ho io con il professore Metrano è un rapporto che è nato in maniera per lui inconsapevole, in quanto, vediamo se riesco a beccarmi lo screen, vediamo, eccolo, in quanto in realtà io devo ringraziare Ferdinando per avermi introdotto nel 2016 a quello che era il mondo del Bitcoin, che allora era una sorta di bimbo in fasce, e stava cercando, emetteva, diciamo così, i primi vaggetti, anche se per qualcuno effettivamente erano già delle urla. Però, come vedete, tutto quello su cui io avevo costruito il mio know-how, per 4/6 erano testi che il professore Metrano aveva scritto, aveva e con tutti quello che avevamo visto su YouTube, eccetera, le lezioni fatte e compagnia bella. Per cui gli devo praticamente tutto il mio un po' del tu al Bitcoin. Io non sono un talebano, cioè non sono di quelli che vi dice Bitcoin è il futuro, bisogna crederci a tutti i costi, eccetera. Io però voglio solo aiutarvi a capire perché a un certo punto il Bitcoin viene al mondo. E il Bitcoin viene al mondo innanzitutto per un motivo, perché il sistema bancario del 2008, dovete immaginarlo come questa immagine, questo quadro che è la Torre di Babele, e il mondo bancario di allora era paragonabile proprio alla Torre di Babele, un dipinto di Bruegel che io amo e utilizzo spesse volte nelle conferenze e nelle serate, perché in questo dipinto si inquadra la crisi di un sistema. Allora, voi sapete, la storia della Torre di Babele era la storia delle lingue che le persone non riuscivano più a utilizzare e non si capivano, e conseguentemente la torre poi è crollata. Ma in realtà, perché voi abbiate un'idea, quello che stava accadendo allora nel sistema bancario è sintetizzato, se volete, dai titoli di questi giornali. Per cui vedete, era in realtà fallita la banca una delle banche più grandi al mondo, Lehman Brothers, tutti sapete la storia di questa crisi, per cui aveva mandato in crisi Wall Street, ma cosa che era più drammatica era il fatto che la crisi si era allargata a macchia d'olio su tutto il sistema finanziario mondiale, non solo bancario. In Inghilterra aveva toccato i suoi punti più drammatici con le interminabili file fuori le sedi delle banche, di alcune banche. Questa era la famosa Northern Rock. Vedete il titolo, diceva le code delle persone impanicate che toglievano tutta la liquidità dalla banca, che aveva dichiarato tutte le sue difficoltà di mantenere quelle che erano il rapporto con i risparmiatori. Era un mondo bancario che di fatto era saltato in aria, letteralmente, e sul quale il sistema nel suo complesso doveva prendere delle decisioni rapide per evitare un tracollo che avrebbe potuto portare l'intero sistema mondiale, come era accaduto negli anni 30, la crisi del 29, la ricordate. Perché voi abbiate un'idea, gli americani però sono stati bravissimi allora, anche perché Ben Bernanke, che si era formato proprio sulla crisi del 29, aveva capito e aveva già
ha individuato subito quelli che erano i mezzi necessari perché quella crisi non diventasse pandemica. Infatti vedete che tutte queste sigle in rosso che sono a fianco di tutti i nomi delle più grandi banche americane vi fanno vedere una cosa in realtà, che gli americani cosa decidono di fatto di fare? Di prendere tutte le banche come fossero un mazzo di carte, metterle sul tavolo e, tolta una carta, che poteva essere un jolly o un 2 di picche, quello che volete, che era Lehman Brothers, che è stata fatta fallire, su tutto il resto, tra banche nazionalizzate come Citigroup, Freddie Mac, eccetera, tra banche che incorporavano altre banche, tra banche incorporate, tra banche che venivano cambiate radicalmente nella loro mission, l'America riscrisse completamente l'intero sistema bancario che altrimenti sarebbe collassato e avrebbe portato con sé tutti i risparmi degli americani. Questo fecero gli americani, noi non siamo stati capaci di fare altrettanto. Infatti, se voi vedete dove sono le banche italiane oggi, dopo 13-14 anni dalla crisi, 13 anni, vedete che ancora oggi il sistema bancario di fatto non è italiano, non è riuscito ad uscirne. Su quel deserto, su quel dramma, ecco che grazie a un'intuizione geniale di questo Satoshi Nakamoto viene creato questo strumento che in realtà vi aiuto, ha 6 parole chiave. Cioè, in un momento in cui la fiducia nel sistema bancario era letteralmente tracollata, la gente faceva le fila fuori dalle banche, non avendo più fiducia nell'istituzione in cui aveva depositato il suo denaro, Satoshi Nakamoto, dopo magari il professore Metrano ci spiegherà chi c'è o cos'è questo personaggio, questa equipe di personaggi, crea qualcosa che di fatto funziona grazie e soprattutto attraverso quelle 6 parole chiave: without, going, through e financial institution. Questo strumento sarebbe funzionato senza passare attraverso una istituzione finanziaria. In pratica avrebbe bypassato ciò che in quell'anno 2008, fine del 2008, stava mettendo in pericolo l'intero sistema del risparmio mondiale. Bitcoin nasce in quel momento, vuole fornire delle risposte e proprio per capire, per conoscere queste risposte, ho suggerito al dottor Beltrame di organizzare questa serata mai così attuale, mai così importante, mai così necessaria per riuscire, per ciascuno di noi, a passare oltre, diciamo così, il fiume dei dubbi e cominciare, come vi ho detto prima, invece di vedere questo strumento lontano, dandogli del lei come una cosa fuori dal tempo e dallo spazio, cominciare a provare almeno a dargli del tu. Ed è per questo che non c'è persona più informata e più capace in Italia di illustrarci darci queste risposte. Per cui invito il professore Metrano a venire con noi ad affacciarsi, ecco, alla serata. Benvenuto, grazie ancora di aver risposto all'invito e siamo tutto orecchi. Buonasera a tutti. Perfetto, grazie per l'invito. Mi si sente? Sì, io sì, forte e chiaro. Perfetto. Allora,
è un invito particolarmente interessante questo, anche perché il dottor Beltrame, insomma, mi ha messo un'asticella molto molto alta, che è quella di un concerto di Springsteen. Insomma, un concerto di Springsteen, per chi c'è stato, è una festa, è un evento drammatico, intenso, è un evento divertente, quindi altalena molte emozioni, molti aspetti particolari. Cercheremo di fare lo stesso anche stasera, con un tema che di fatto ha delle caratteristiche da montagne russe. Insomma, basta pensare che in qualche modo un Bitcoin nell'ultimo anno, negli ultimi 12 mesi, si è rivalutato di 3 volte, ma pensate che nel frattempo è andato, che ne so, partito da $10.000, è arrivato a $65.000, oggi a $40.000, insomma, grandi altalene russe. Pensate che un Bitcoin nel 2011 valeva $1, quindi negli ultimi 10 anni si è rivalutato 40.000 volte. E allora, corsa all'oro, desiderio di diventare ricchi in maniera facile e semplice, sembra una truffa, una roba per ciarlatani. Ma stasera noi proviamo a spiegare il fatto che in realtà c'è di più. E in realtà c'è qualcosa che tecnicamente e scientificamente sostenibile. Magari poco condivisibile, magari non ci trova d'accordo, ma deve essere evidente che quello di Bitcoin è un esperimento tecnologicamente e culturalmente fondato. E allora stasera proviamo a darne qualche elemento molto molto semplice, niente di particolarmente complicato, ma qualche elemento che possa evidentemente favorire la nostra comprensione e lasciarvi alla fine della serata con con gli strumenti per maturare il vostro giudizio su questo aspetto. Io dichiaro subito di essere fortemente di parte, no? Quindi su questo aspetto, e lascio lo spazio a delle slide, anche magari riducendo il mio volto, per poter fissare alcuni concetti insieme. Perché Bitcoin è controverso, difficile da capire? Beh, fondamentalmente perché è all'incrocio di aree di competenza diverse, come la crittografia, la tecnologia dei sistemi distribuiti, la teoria dei giochi e la teoria monetaria. Da questo punto di vista è difficile che qualcuno abbia tutti gli strumenti per comprendere tutti questi aspetti. Ma diciamo che la cosa è complicata perché non si tratta fondamentalmente di una tecnologia, ma di un cambiamento di paradigma culturale. E nella maniera in cui tocca questioni estremamente rilevanti del nostro vivere civile, ha anche rilevanti implicazioni sia in termini legali che in termini politici. È molto semplice intuire che noi abbiamo visto in questi ultimi decenni, una digitalizzazione. Tutto è diventato digitale. C'è oggi l'aspettativa che anche l'intero mondo bancario e finanziario entri nei nostri smartphone. Se infatti noi trasferiamo dati con costo marginale nullo, perché dobbiamo invece pagare una commissione per spostare i pochissimi byte, i pochissimi dati che rappresentano la nostra ricchezza? Perché possiamo farlo dalle 9 alle 5, dal lunedì al venerdì, e per raggiungere il destinatario ci mettono 2 giorni, se non di più, nel caso in cui siamo in scenari di multivaluta, di valute diverse o di continenti diversi? La domanda evidentemente non è se, ma chi e quando regalerà all'umanità una rete di pagamenti globali, istantanei, peer-to-peer, punto e gratuiti. È una profezia che aveva già fatto un premio Nobel per l'economia, Milton Friedman, che nel 99 diceva: ciò che manca e sarà presto scoperto è proprio una forma affidabile di contante digitale, cioè qualcosa con cui si possa trasferire ricchezza su internet tra due parti che non debbono necessariamente identificarsi. Quando io incontro Bitcoin nel 2014, all'epoca mi occupavo dell'innovazione finanziaria in Banca IMI, l'investment bank del gruppo Intesa San Paolo, ero estremamente scettico, pensavo fosse una truffa.
In realtà ho speso 2 o 3 mesi di studio intenso, matto, disperatissimo, per cercare di smontare la truffa Bitcoin, tranne poi convincermi in realtà che Bitcoin poteva proprio funzionare. Il primo colpo basso Bitcoin me lo assesta quando io mi accorgo, dopo circa 20 anni nel mondo della finanza, io fisico di formazione, che non sapevo cosa fosse la moneta, cioè non sapevo rispondere alla domanda cos'è la moneta. Ci penso su un paio di mesi e vengo fuori con un'idea geniale, straordinaria. La moneta è uno strumento di relazione sociale. Peccato che, come tutte le mie idee più geniali e straordinarie, avrei scoperto pochi mesi dopo che qualcuno più geniale di me, qualche secolo prima di me, l'aveva già avuta. In questo caso un certo Adam Smith, quello della ricchezza delle nazioni, giusto appunto. Che cosa intendiamo io e Adam quando diciamo che la moneta è uno strumento di relazione sociale? Intendiamo dire che noi esseri umani nasciamo tutti nell'economia del dono. Quando io faccio il bene dei miei figli non ne ho una remunerazione economica, ma monetaria, ma ne ho, badate, comunque in senso lato un ritorno economico, diciamo così. Il loro affetto, la loro gratitudine, il mio star bene, ma forse anche nel retro della mia testa l'idea che magari quando io sarò vecchio i miei figli potranno avere per me la stessa cura che ho avuto io per loro quando erano giovani. Sì, io tutto sommato ci spero. Questa economia del dono non vale solo per la famiglia, per gli amici, per i vicini, lasciatemi dire per la tribù, vale, cioè quanta gente siamo disponibili a invitare a cena a casa nostra e non presentarle il conto all'uscita? Tantissima, ma non tutti. Non tutti. Perché a un certo punto, quando il cerchio di relazioni si allarga, e all'improvviso questa economia del dono non funziona con quelli di cui non ci fidiamo perché non li conosciamo, a volte non ci fidiamo perché li conosciamo, ma quello è più o meno lo stesso. Nasce quindi l'esigenza di un'economia di scambio, che prima nella storia prende la forma del baratto, quindi io do a Turrisini il mio latte, lui vuole darmi le sue uova, ma sarà il caso che io debba volere le uova, volere le sue uova adesso. Per disintermediare nel tempo e nello spazio i limiti del baratto, cioè della coincidenza dei bisogni, ecco che gli esseri umani inventano la moneta come moneta di scambio, come mezzo di scambio. E qui scusate, ma io vi chiedo un momento di commozione intellettuale. Perché che l'essere umano inventi la moneta come strumento per cooperare con coloro di cui non si fida, io tutto sommato la trovo una cosa straordinaria. E allora è evidente che in un'economia dell'informazione globale, come è quella attuale, serve una moneta digitale e sovranazionale. Per comprenderlo meglio, facciamo tutta la storia della moneta in una slide. Sì, vi prego, non mettetevi a ridere troppo forte, lo si fa per scherzare, ma con un certo rigore intellettuale. Allora, l'oro è la prima forma di moneta scoperta da tutte le civilizzazioni. Perché l'oro? Perché è scarso e perché luccica. Noi esseri umani piacciono le cose che luccicano, ci piacciono anche i ciottoli in riva al mare, ma hanno un problema: appena li raccogliamo si asciugano, diventano grigi, li ributtiamo. L'oro ha anche un vantaggio: è estremamente facile, o relativamente facile, verificarne la purezza. Basta accendere il fuoco sotto un paiolo, aspettare che l'oro fonda. Quando si raffredda, se continua a luccicare oro, tutto il resto non regge questo violentissimo ciclo termodinamico e smette di luccicare. Ecco che allora, però, se prima di ogni transazione commerciale io e Turrisini dobbiamo accendere il fuoco sotto un paiolo, fare questo processo, non ci passa più, e allora ecco che abbiamo chiesto all'autorità, all'imperatore, al sovrano, di certificare la purezza aurea delle monete. Il sovrano in realtà ne ha ben presto approfittato e ci ha dato monete con un contenuto aureo ridotto rispetto a quello che dichiaravano, però tant'è, li perdoniamo per questo. Però se siamo dei mercanti, andare in giro con le monete d'oro non solo pesa, l'oro pesa tantissimo, ma è pericoloso, estremamente pericoloso, i briganti ci possono derubare. Ecco che allora in Inghilterra gli orefici londinesi e quelli che diventeranno i banchieri italiani hanno contemporaneamente la stessa idea. Propongono cioè ai mercanti di depositare l'oro presso i loro forzieri ed in cambio danno delle note di banco, delle banconote,
che prima sono nominative, ma poi diventano al portatore, e che possono essere quindi scambiate, essendo sempre redimibili in oro presso il banchiere. Non passa molto che da entrambi i lati della manica i banchieri hanno un'alzata d'ingegno, un'idea geniale. Si dicono cioè, ma se noi mettessimo più banconote delle riserve auree che abbiamo nei nostri forzieri, chi se ne accorge? La risposta? Nessuno. Ecco che nasce quindi la moneta a riserva frazionaria. Guardate, questo è il momento in cui nasce l'alleanza tra il sovrano e il banchiere. E sì, perché il sovrano si rende conto, dice, ah, bel mestiere che fai tu, banchiere, cioè tu stampi carta dal nulla e con quella carta compri beni e servizi? Veramente un bel mestiere. Io ti autorizzo a farlo solo se lo facciamo assieme. E quell'alleanza da allora non si è più rotta. Ma andiamo avanti molto velocemente. 1972, nessuna moneta è più convertibile in oro, tranne il dollaro, ma tutte, grazie al regime di cambi di Bretton Woods, sono convertibili, tutte le valute sono convertibili in dollaro, il dollaro è convertibile in oro, quindi c'è un'ultima redimibilità in oro sempre possibile. Ed ecco che il generale de Gaulle però ha un'idea, dice alla Banca di Francia, raccogliamo tutte le banconote statunitensi che abbiamo e chiediamo la conversione in oro. Nixon giudica questo un attentato alla sovranità monetaria degli Stati Uniti e temporaneamente, badate, sospende la convertibilità aurea del dollaro. Peccato che poi si sia dimenticato di rimuovere quel provvedimento apparentemente temporaneo, e da allora noi abbiamo quella che tecnicamente viene chiamata fiat money, cioè moneta che ha valore legale solo perché decidiamo che lo abbia, fiat lux et lux fuit, non perché abbia una redimibilità. E se qualcuno, badate, non è d'accordo con noi, lo costringiamo ad accettarla tramite il corso legale. Da allora, come potete immaginare, i governi non hanno più avuto remore nel battere moneta e spenderla. E infatti vedete che il debito pubblico statunitense, che su questa scala è impercettibile nella crisi degli anni 30, è impercettibile il gradino della seconda guerra mondiale, cresce in realtà in maniera illimitata, inarrestabile, esponenziale. Ma allora fermiamoci ancora un attimo e proviamoci a domandare, ma che proprietà deve avere la moneta? Cos'è una moneta? Perché tra un attimo ci vorremmo chiedere cos'è una buona moneta. Allora, una moneta abbiamo già chiarito che deve essere mezzo di scambio, cioè scambiabile, fungibile, trasportabile, divisibile, facilmente riconoscibile e resistente alla falsificazione. Da questo punto di vista il bestiame non è una buona moneta, perché una pecora, se la dividete in due, vi garantisco che prima e dopo la divisione ha delle funzioni di utilità straordinariamente diverse. Ma anche il diamante non è una buona moneta, perché se dividete un diamante in due metà, le due metà non valgono complessivamente quanto l'unità da cui sono derivate. L'oro invece è un ottimo mezzo di scambio, e anche tutto sommato le fiat money, cioè le monete governative tradizionali, sono un ottimo mezzo di scambio. La moneta deve essere anche conservazione di valore, cioè deve essere possibile conservarla, riprenderla più avanti, deve aver mantenuto la sua utilità, le sue proprietà di conservazione nel tempo, deve essere quindi non deperibile e con un basso costo di preservazione. Il bestiame è di nuovo una pessima moneta. Perché è pessima? Perché muore, poverino. I diamanti invece, come sanno benissimo le signore collegate, un diamante è per sempre, quindi insomma ottima conservazione del valore. Lo stesso per l'oro, e lo stesso si può dire anche per le monete fiat. Guardate che conservazione del valore si intende non conservazione di un valore stabile nel tempo, cioè non una conservazione del potere d'acquisto. Perché faccio questa precisazione? Beh, certo, le proprietà della moneta si sovrappongono in un certo qual modo fra di loro, ma la stabilità del valore della moneta nel tempo non pertiene eminentemente alle sue proprietà di conservazione, di storage, ma piuttosto riguarda la sua terza proprietà, che è quella di essere unità di conto. Sì, la moneta è un'unità di misura relativa, cioè
La moneta è l'unità di conto contro il quale tutti i valori degli altri beni vengono misurati. Ve lo immaginate un metro lineare che un giorno si accorcia e un giorno si allunga e noi a misurare e aggiornare come i pazzi distanze e lunghezze? Il mondo dei folli. Bene, tenete conto che il sistema dei prezzi purtroppo fa spesso questo. Cioè nel sistema dei prezzi noi spesso dobbiamo aggiornare i prezzi dei beni non tanto perché quel bene ha cambiato intrinsecamente di valore, ma perché il metro su cui valutiamo il suo valore è cambiato, cioè la moneta, il valore della moneta è cambiato. E allora dovrebbe essere chiaro che per svolgere bene il suo ruolo di unità di conto, una buona moneta dovrebbe avere uno stabile potere d'acquisto, per permettere analisi affidabili della dinamica dei prezzi e comparazioni omogenee. E quindi l'offerta di moneta deve essere controllata in qualche modo. E qui vedete, le monete fiat non sono una buona unità di misura. Non è difficile capirlo. Se io dico 100 lire, se parlo del mio bisnonno, sto parlando di una ricchezza gigantesca. Se parlo di mio nonno, sto parlando di una ricchezza con cui si comprava un appartamento. Se parlo di mio papà, sto parlando di uno stipendio mensile. Se parlo di me, sto parlando di qualcosa con cui si comprava una caramella. Se parlo dei miei figli, non vuol dire niente. Quindi vedete che la moneta come unità di misura non è stabile nel tempo. Se noi diciamo un sesterzio, una sterlina, un dollaro, dice cose diverse a seconda del periodo in cui ci stiamo riferendo. Certo, qualcuno mi farà notare che se ci riferiamo agli ultimi 20 anni di euro, dollaro, sterlina, franco svizzero sono stati abbastanza stabili, diamogli anche 4 stelle. Ma la verità è che il sacro graal della ricerca monetaria è proprio la ricerca di una moneta che dia prezzi stabili. E qui un premio Nobel per l'economia come Friedrich Hayek ci dice: non credo che rivedremo mai più una buona moneta se prima non la togliamo dalle mani dei governi. Cioè, siccome non vogliamo toglierla con la violenza, tutto ciò che possiamo fare è introdurre un qualche astuto stratagemma che non possano fermare. Se non siete convinti di Hayek, posso farvi vedere questo dollaro zimbabuense, questa banconota da 100.000 miliardi di dollari. Vi sfido a contare il numero di zeri. Magari qualcuno di voi si ricorda i simpaticissimi zimbabuensi che in strada protestavano con dei cartelli che dicevano siamo tutti miliardari. Insomma, non avevano perso l'ironia. Carta straccia queste monete. Ma anche il buon vecchio dollaro statunitense. Pensate che da quando è stata fondata la Federal Reserve, la banca centrale americana, nel 1913, nel suo primo secolo di storia ha perso il 96% del suo potere d'acquisto e ad oggi ha perso il 99% del suo potere d'acquisto. Qual è il messaggio quindi di questa slide, di questo lucido? Che se volete spostare ricchezza nel futuro, a un futuro voi stessi o ai vostri figli, non fatelo con fiat money, perché le monete governative sono ingegnerizzate per perdere valore nel tempo. Allora, piuttosto leggetevi, si trova anche in italiano, questo splendido trattato di Friedrich Hayek, appunto, di nazionalizzazione della moneta, che racconta come la storia della moneta è una storia di inflazione ingegnerizzata dai governi per il loro guadagno, ma soprattutto Hayek ci dice perché vogliamo il monopolio governativo della moneta, consideriamo il monopolio governativo della moneta come indispensabile. Ha deprivato il pubblico dell'opportunità di scoprire e usare una migliore moneta. E allora Hayek dice: benedetto il giorno in cui non più dalla benevolenza dei governi ci aspetteremo una buona moneta, ma dall'interesse delle banche commerciali. Sì, lui sogna in qualche maniera che le banche commerciali avrebbero emesso moneta privata. Questo non succede anche perché le banche commerciali sono ostaggio dei regolatori che glielo impediscono. E allora, per vedere una buona moneta, l'unica cosa in cui possiamo sperare è l'innovazione permissionless innovation, l'innovazione che non chiede il permesso. Che cosa intendo dire? Intendo dire quei processi di innovazione che non hanno meccanismi di sicurezza centralizzata, che non hanno barriere all'ingresso, che non hanno controllo editoriale,
E a voi sembrerà un programma anarchico o rivoluzionario, ma non lo è. La permissionless innovation l'avete già conosciuta, è gentile ed efficace. L'email non è stato disegnato infatti da un consorzio di uffici postali, internet non è stata disegnata da un consorzio di telecomunicazioni, una nuova moneta e il suo network transazionale decentralizzato non sarà evidentemente disegnato da un consorzio di banche. E allora questo Bitcoin, che conosciamo come valuta digitale, qualcuno ci dice decentralizzata, cioè non supportata da alcun governo o organizzazione, che non ha bisogno di una terza parte, non ha bisogno di un istituto bancario, che non ha nulla a garanzia, ma che permette transazioni istantanee punto punto basate su sicurezza crittografica e soprattutto incentivi economici sinergici, lo chiariremo tra un attimo, rappresentando potenzialmente un sistema bancario a basso costo per tutti ovunque. Se pensate che Bitcoin sia un giocattolo, vi faccio vedere questa transazione del settembre 2019, quando furono scambiati l'equivalente di $1 trilione, 1.000 miliardi di dollari, scusatemi, per soltanto $7 di commissione, ok? $1 miliardo per $7 di commissione. Se voi volete spostare $1 miliardo sul sistema finanziario internazionale, questa operazione vi costa diverse giornate lavorative, forse qualche settimana, e vi garantisco certamente non $7. Bitcoin invece si presenta in pole position come moneta di internet, perché è decentralizzata, l'abbiamo già detto, non chiede permesso ai regolatori, è resistente alla censura, è ad accesso aperto, è a costi sostanzialmente trascurabili, non conosce confini geografici, non conosce confini nazionali, è cross giurisdizionale, è sicura e resiliente. Nulla è riuscito a fermarla in questi 12 anni. Perché Bitcoin fa una cosa straordinaria, risolve il problema della doppia spesa. Badate, ciò che diviene possibile con Bitcoin non è tanto trasferire valore in ambito digitale, lo facciamo da decenni con un qualunque bonifico, ma farlo con un gettone digitale che quindi può essere duplicato e quindi può essere speso 2 volte, una volta a vantaggio di Tizio, una volta a vantaggio di Caio. Come facciamo a prevenire questa doppia spesa? Se io mando il saldo del mio conto corrente a Turissini, non citarti Gabriele, Frattaglie e poche lire, se poi tento di bonificarlo anche al dottor Beltrame, la mia banca, quella che presiede al registro contabile, al suo registro contabile, mi impedisce di bonificare per la seconda volta questo artefatto digitale chiamato saldo del conto corrente che ha valore. Ma in assenza di un'autority centrale, come si fa a impedire ad Ametrano di spendere 2 volte il saldo del suo conto corrente? Come si fa a impedire ad Alice di spendere 2 volte lo stesso Bitcoin, una volta a vantaggio di Bob e una seconda volta a vantaggio di Carol? Non abbiamo il tempo stasera di entrare nel come Satoshi Nakamoto, l'inventore di Bitcoin, risolve questo problema, ma qui basti dire stasera che lo risolve usando un'architettura di teoria dei giochi basata su degli incentivi economici. Cioè, coloro che aggiornano il registro contabile Bitcoin risolvono il problema della doppia spesa e quindi il network Bitcoin non è attaccabile, perché i minatori sono proprio questi personaggi che aggiornano il registro contabile Bitcoin, chiamato blockchain, questo registro contabile. Nel fare un aggiornamento, siccome sono compensati, sono remunerati per il lavoro di aggiornamento che fanno, come sono remunerati? Sono remunerati con l'emissione di nuovi Bitcoin, quelle che vengono chiamate le rendite di signoraggio, cioè la gigantesca quantità di ricchezza che deriva dal poter battere moneta e che appunto il signore, il sovrano,
ha sempre voluto per sé, nella rete Bitcoin viene in realtà utilizzata come se fosse socializzata per coprire i costi della rete, per ricompensare quelli che aggiornano il registro contabile, ma solo, badate, se lo aggiornano in maniera onesta. E quindi in qualche maniera ci sono degli incentivi economici ad essere onesti. Questi incentivi economici sono appunto quindi garantiti dalle emissioni di nuovi Bitcoin, 50 Bitcoin ogni 10 minuti, in realtà questa quantità si dimezza ogni 4 anni, siamo adesso nell'era dei 6,5 Bitcoin ogni 10 minuti. Questo è l'unico modo in cui vengono emessi Bitcoin, è chiamato mining, proprio per la sua similarità con la progressiva scarsità estrattiva dell'oro fisico. Vedete che la offerta di Bitcoin quindi rallenta nel tempo, cresce sempre, ma cresce a una velocità sempre più bassa, fino ad arrivare al 2141, tra circa 120 anni, alla fine dell'emissione di nuovi Bitcoin, quando il filone aurifero del Bitcoin si è spento. Ma allora cos'è che rende Bitcoin speciale? Non certo il fatto di essere digitale o di essere scritturale, cioè di esistere solo come transazione registrata su questo registro contabile. È un bene, guardate, non è una cambiale, non è una liability, non è una promessa, è uno strumento al portatore, ma soprattutto può essere trasferito ma non duplicato. Qui, signori, io vi chiedo un secondo momento di commozione intellettuale, perché prima di Satoshi Nakamoto noi credevamo che qualunque cosa fosse digitale fosse duplicabile. Satoshi Nakamoto è il primo che dimostra che qualcosa di digitale può faticosamente, ma essere reso non duplicabile. E quindi può essere speso una volta a vantaggio di Tizio, ma non una seconda volta a vantaggio di Caio. Ed ecco che quindi crea qualcosa di scarso in ambito digitale come null'altro prima, che mima la politica monetaria dell'oro fisico di progressiva scarsità estrattiva. Sapete che l'oro che viene estratto dalle viscere della terra è sempre meno rispetto a quello che abbiamo estratto. Insomma, Bitcoin è l'equivalente digitale dell'oro, o almeno vuole essere l'equivalente digitale dell'oro, con un network transazionale incorporato, sicuro ed incensurabile. Quindi è più una materia prima che non una valuta, è più una crypto commodity che non una cryptocurrency, e questa è la straordinaria invenzione di Satoshi Nakamoto. Perché se voi pensate anche solo per un istante al ruolo che l'oro fisico ha avuto nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza, potete capire come l'equivalente digitale dell'oro potrebbe essere dirompente nella nostra civilizzazione digitale e nel futuro della moneta e della finanza. Bitcoin aspira ad essere un nuovo asset di riserva internazionale. Lo so che siete scettici, ma allora invitiamo un alieno al nostro incontro, voi difendete le monete tradizionali, io difendo Bitcoin. Beh, allora io dico immediatamente all'alieno che le vostre monete non hanno alcun valore intrinseco, non sono redimibili in nulla. E voi mi dite, beh, ma neanche Bitcoin è redimibile in nulla. E io dico, ma come vi ho appena spiegato Bitcoin oro digitale? Avete sì, vabbè, ma le nostre monete hanno corso legale, c'è un contratto sociale. Va bene, uno pari, palla al centro. Io poi però spiego all'alieno che il vostro contante è basato su carta inchiostro. Sì, carta speciale, inchiostro speciale, ma pur sempre carta inchiostro, le monete del Monopoli. Il mio contante è basato su matematica e crittografia. C'è una signora a Francoforte che di quei pezzetti di carta colorata può emetterne quanti ne vuole, quando vuole, darli a chi vuole, non è stata eletta e non risponderà a nessuno di come interpreta il suo mandato. Io invece all'alieno faccio vedere la politica monetaria di Bitcoin deterministica, fissata, non alterabile. Lasciamo stare i temi tecnici sui tassi di interessi negativi che in realtà dimostrano il fallimento degli strumenti che quella signora a Francoforte può usare oggi, che hanno funzionato per 40 anni ma non funzionano più. E poi facciamo notare all'alieno, non da ultimo, che voi il vostro euro me lo imponete. Se il dottor Beltrame ha un debito con me e vuole pagarlo in oro, in diamanti, in dollari statunitensi, io mi posso opporre. Se vuole pagarlo in Bitcoin, mi posso opporre. In realtà lo accetto volentieri. Ma se il dottor Beltrame vuole saldare il suo debito in euro, io non posso rifiutarmi, perché l'euro ha corso legale.
Mi mandano in carcere se io rifiuto degli euro. Invece, vedete, io il mio Bitcoin ve lo propongo come libera scelta. Lasciamo che sia l'alieno a decidere chi dei due è ragionevole. Ma qui vorrei portarvi, non ci siamo fatti mancare i premi Nobel, no? Abbiamo citato Milton Friedman, abbiamo citato Hayek, avremmo potuto citare John Nash, che diceva che la moneta deve essere eminentemente uno strumento di misura. Ma citiamo qui Schelling. Schelling è famoso per il cosiddetto Schelling point o focal point, che è l'aspettativa che ogni persona ha di ciò che gli altri si aspettino da lui, che sia ragionevole aspettarsi che gli altri si aspettino. Vi sembra un gioco di parole? Ve lo spiego in un attimo. Immaginiamo che io e Turissini siamo in due stanze separati e dobbiamo scegliere un quadrato in una serie di quadrati tutti uguali, e se scegliamo lo stesso quadrato abbiamo un gran beneficio economico, ma non possiamo parlarci fra di noi. Allora uno può fare la statistica, dire vabbè, chissà che probabilità hanno di scegliere lo stesso quadrato, ma se io vi mostro i quadrati, secondo voi io e Turissini quale quadrato scegliamo? Ma è evidente a tutti che sceglieremo quello rosso, perché è più naturale, speciale o rilevante. Bene, se quei quadrati bianchi sono l'euro, il dollaro, la sterlina e il pound, quel quadrato rosso è Bitcoin. Cioè, se stasera, finita questo incontro, ognuno nel segreto della sua stanzetta, ognuno di noi pensa a come è più probabile portare ricchezza nel futuro, a un futuro noi stessi, ai nostri figli, io vi garantisco che il numero di persone che sceglie Bitcoin aumenta costantemente. E questo è il motivo per cui il prezzo di Bitcoin va alle stelle. I più critici fra di voi, lo so che siete lì fuori, direte sicuramente, sì, ma le transazioni Bitcoin non decollano. Va bene, non decollano, ma chi se ne frega? Lasciate stare che magari potrebbero decollare con altre innovazioni tecnologiche. Tenete conto che Target 2, cioè il sistema di real-time gross settlement di Banca Centrale Europea, cioè il sistema interbancario degli scambi, quello per le transazioni economicamente significative, ha 90-100 milioni di transazioni l'anno. Pensate che Bitcoin può reggere 200 milioni di transazioni l'anno, quindi Bitcoin è già adeguatamente carrozzato per essere appunto un sistema transazionale solo per le transazioni economicamente molto significative. E poi scusatemi, chi ha comprato 2 pizze nel 2010 pagandole 10.000 Bitcoin, cioè i corsi attuali 400 milioni di dollari, 2 pizze molto indigeste, no? Allora, da questo punto di vista, un Bitcoin transazionale, un Bitcoin che usate per comprare qualcosa, per spendere, non è il massimo. Certo, può essere usato anche come moneta, ma come diceva Al Finney, uno dei primi crittografi a fare attenzione a Bitcoin, il destino ultimo di Bitcoin è quello di essere un bene rifugio. Bitcoin, infatti, non è una buona unità di misura, cioè se Bitcoin è uno straordinario mezzo di scambio, trasferibile istantaneamente da un capo all'altro del globo, è un ottimo store of value, conservazione del valore, conservare con sicurezza Bitcoin è relativamente semplice, è in realtà una pessima unità di conto. I prezzi denominati in Bitcoin continuano a scendere perché Bitcoin sale tanto, il che è una buona notizia se siete un investitore, ma non se avete denominato il salario dei vostri dipendenti in Bitcoin o avete fatto un mutuo in Bitcoin o in generale avete un pagamento a termine da saldare in Bitcoin. Cioè, pensate che se nell'aprile 2011, quando un Bitcoin valeva $1, 3 anni dopo, quando ciò che compravate con $1 3 anni prima, 3 anni dopo lo comprate con 1,06 dollari, la Federal Reserve, 2% di inflazione anno, ha fatto un ottimo lavoro. Con Bitcoin lo compravate con un 500esimo di Bitcoin. Sì, perché in quei 3 anni Bitcoin si è rivalutato di 500 volte. Ecco che allora, insomma, se siete investitori festeggiate, ma se avete contratto un debito o un impegno di pagamento in Bitcoin siete disperati. Questo perché Bitcoin, nel liberarsi da un'autorità centrale, si libera anche però della capacità di un governo della moneta che sia elastico, cioè che si possa adeguare alla domanda. Ve l'ho fatta vedere prima, l'offerta di Bitcoin non si adegua alla domanda.
non cambia nel tempo, o perlomeno non si adatta nel tempo. Ma allora, però vi ho spiegato che Bitcoin non vuole essere moneta, Bitcoin vuole essere oro. Allora facciamo un confronto con l'oro fisico. Allora, diciamo la storia dell'oro fisico. La sua adozione è avvenuta in tutte le civilizzazioni senza essere centralmente pianificata. Nessuno ha deciso o ha imposto a tutto il mondo di adottare l'oro. Per secoli l'oro fisico è stato la forma di moneta di maggior successo. Ha innescato lo sviluppo di tutti i sistemi monetari che conosciamo, è stato sorpassato da altre forme di moneta senza per questo diventare obsoleto. Bene, quello che è successo nei secoli all'oro fisico sta succedendo in questo decennio, in questi 12 anni, a Bitcoin. La sua adozione non è stata centralmente pianificata e la forma di maggior successo tra le cosiddette cryptocurrency sta innescando lo sviluppo di nuovi sistemi monetari. Ha ricevuto il corso legale in Salvador qualche giorno fa. Potrà essere sorpassato in futuro da cryptocurrency più avanzate senza per questo diventare obsolete. E allora traiamo le conclusioni di questa lunga cavalcata che abbiamo fatto insieme. Bitcoin e soprattutto la blockchain di cui si parla non sono tanto una tecnologia, sono un cambiamento di paradigma culturale. Bitcoin risolve un problema importante, quello della doppia spesa, usando proprio le rendite di signoraggio, cioè usa la ricchezza che nasce dal poter battere moneta per incentivare l'onestà. E si presenta come equivalente digitale dell'oro, non solo rilevante tanto quanto l'oro fisico nella storia della civilizzazione, ma poi, non ne abbiamo parlato stasera, magari ne parliamo nelle domande, non ha correlazione con le altre asset class. Cioè Bitcoin si muove diversamente dai titoli di Stato, diversamente dalle azioni, diversamente dall'oro fisico, diversamente dal petrolio, e quindi si dice è decorrelato. Ma allora inserire un 2-3% dei propri investimenti, investire un 2-3% del proprio patrimonio in Bitcoin è una ragionevole diversificazione, una straordinaria diversificazione, con peraltro un potenziale di apprezzamento gigantesco, perché onestà intellettuale vuole che si capisca, e lasciatemelo ribadire, che Bitcoin è un esperimento ardito e quindi potrebbe fallire. Però se abbiamo compreso che non è una truffa, se abbiamo compreso che è un esperimento ardito quello di creare la scarsità in ambito digitale, abbiamo capito anche che se dovesse avere successo dovrà raggiungere quotazioni straordinariamente elevate. E allora io con questo, per ora, per oggi, ho finito. Possiamo tranquillamente discorrere fra di noi di eventualmente domande che possiate avere, ma sono sicuro che appunto Turissini già qualcosa avrà da chiedere o avrà qualche elemento su cui punzecchiare. Allora, Ferdinando, tu non riesci ad operare delle cuffiette per caso? Non le hai a mano? Se no andiamo in eco quando... No, ma non credo che andiamo in eco. Avevo cambiato Ok. prima qualcosa e avevo sbagliato io. Perfetto. Allora, noi avevamo già delle domande. Giorgio, vuoi farle tu, quelle che ci avevano già mandato prima di... o le introduco io? No, fai tu che Ok, perfetto. le avevo mandate Allora, per quello, da fare una sintesi naturalmente. Sì. certo. Allora, parto da una parola chiave che tu hai detto un attimo fa, no? Cioè il sistema è stato costruito in realtà per incentivare l'onestà. Perché parto da questo passaggio? Perché una delle domande che ci è arrivata, ovviamente, tu lo sai meglio di me perché è un refrain che arriva sistematicamente, la domanda era: è vero che le transazioni sul Bitcoin non sono tracciabili ma sono anonime? Ovvero, sarebbe, se così fosse, come è, sarebbe il terreno ideale per alimentare l'illegalità, la criminalità planetaria, traffico di droga, organi, commercio di armi, mafie, corruzione e quanto di peggio esista al mondo. This is the question. La prima. Allora,
innanzitutto chiariamo una cosa, non è affatto vero che Bitcoin sia anonimo. Questo registro contabile è un registro contabile pubblico, tutti vedono le transazioni di tutti. Quello che è vero è che le transazioni sono associate a degli indirizzi, come se fossero degli IBAN, ma non sappiamo chi sono i titolari. Però siccome il registro è pubblico ed è quindi investigabile da tutti per sempre, con delle tracce indelebili di ogni transazione, di fatto esistono degli strumenti che abbiamo chiamato di forensica che permettono di contrastare il crimine. Tant'è che pensate, i crimini Bitcoin sono veramente rarissimi. Tutti i banchieri centrali vi diranno che hanno preoccupazioni per il riciclaggio. Si dimenticano di dire però che non c'è mai stato alcun caso rilevante a livello internazionale di riciclaggio. Mentre, che ne so, HSBC, la più importante banca europea, ha preso miliardi di euro di multe per casi di riciclaggio, non si conosce neanche un singolo caso in Bitcoin significativo di riciclaggio. Esistono società che fanno appunto forensica, cioè aiutano a tracciare. Una delle più importanti si chiama Chainalysis e fa un report annuale sul crimine. Loro pensate che vendono strumenti per contrastare il crimine, quindi vorrebbero poter dire che i crimini su Bitcoin sono tantissimi. Sono costretti anche loro ad ammettere che i crimini sono limitatissimi, molto più bassi del mondo finanziario tradizionale, e sono fondamentalmente, sapete cosa? I ransomware, di cui avete sentito parlare ultimamente, quelli sì, una brutta bestia, cifrano l'hard disk del vostro computer o della vostra rete e chiedono un riscatto in Bitcoin, e le truffe, cioè le truffe, tutti quelli che vi fanno comprare Bitcoin ma poi ve li rubano, o vi fanno comprare altra cosa che non sono Bitcoin, prendono i vostri soldi e comprano qualcosa che non è Bitcoin, eccetera, eccetera, eccetera. Da ultimo, proprio perché se no non mi si crede, l'ex responsabile dell'FBI, l'ultimo, come si dice in inglese, former head of FBI, ha proprio rilasciato un articolo 4-5 settimane fa in cui fa comprendere come sul mondo Bitcoin non ci sia poi così tanto da preoccuparsi. Se volete, rintracciatemi, mandatemi ferdinando@metrano.net degli email e vi manderò tutti i riferimenti a questa documentazione. Io tutti i venerdì pomeriggio alle 18, scusate, faccio un commento delle notizie della settimana e proprio poche settimane fa abbiamo affrontato questo tema. Perfetto. Sì, mi verrebbe da dire... Daniele, posso aggiungere una cosa? Certo. Poi ricordiamoci una cosa. I criminali adorano il dollaro statunitense. Certo, volevo dirlo adesso. Ma dico, lo bandiamo? I criminali usano internet, usano l'aviazione, usano la telefonia cellulare. Cosa facciamo? Rinunciamo a tutte queste cose? Cioè, guardiamo anche a un fenomeno secondo i suoi usi fisiologici. Poi io collaboro con la Guardia di Finanza quando c'è da catturare qualche cattivone, no? Ma il problema è che guardare agli usi patologici, mi lasci passare una battuta molto provocatoria, è un po' come quando uno guardasse alla sessualità e invece di pensare a una cosa bella, no? A un gesto d'amore, pensasse soltanto alle depravazioni più terribili, no? Alla pedopornografia, alla pedofilia. Ma perché? Certo, ci sono anche quelle, è inutile negarlo, ma le cose hanno un loro uso fisiologico, buono, naturale e tutto sommato utile. Sì, è come il discorso che si dice nel sistema, tra virgolette, che tutti i dollari americani profumano di cocaina, cioè non ce n'è uno che, ecco, per cui che non sia stato usato nel traffico di droga. Per cui, come in tutte le cose, c'è una faccia del cubo. Dico, la realtà è fatta da 6 facce, una è anche quella, diciamo così, più pericolosa. Un'altra domanda che è arrivata e secondo me è pertinente è quella relativa invece a qualcosa che, diciamo così, bypassa magari la logica della storia della moneta, però ci chiede, ma è vero che il fatto del sistema Bitcoin consumi a livello a un livello talmente alto di energia per essere una delle cause potenziali della, tra virgolette, distruzione del pianeta? Anche questa è
una domanda estremamente ricorrente. Allora, partiamo da un aspetto. È vero, Bitcoin consuma tanto. Innanzitutto tenete conto che non è uno spreco, il consumo energetico è per mettere in sicurezza questa rete. Cioè più energia viene consumata, più per i cattivoni che volessero manipolare questo registro dovrebbero consumare più energia di quella che è servita per aggiornarlo e quindi gli rendiamo la vita difficile. Consuma, dicono, quanto l'Irlanda o la Danimarca. Detto così ci spaventa. Consuma meno degli elettrodomestici in stand-by negli Stati Uniti. Stand-by, avete presente quando spegniamo il televisore ma non è veramente spento? Perché per farlo accendere velocemente con un clic sul telecomando in realtà non è spento. Bene, quindi consuma meno degli elettrodomestici in stand-by negli Stati Uniti. Consuma lo 0,20% delle data farm, delle server farm americane, consuma meno dell'industria estrattiva dell'oro fisico, consuma molto meno del sistema finanziario internazionale, consuma, pensate, meno del potenziale idroelettrico dissipato ogni anno in Cina e in Canada. Cioè quando si aprono le dighe si fa scorrere l'acqua senza generare corrente elettrica perché nessuno la vuole. Certo. Quindi se noi lo contestualizziamo a livello globale è un consumo significativo ma non gigantesco. Da ultimo, ricordatevi che i consumi non sono necessariamente inquinamento. Gli agenti, i minatori, cioè quelli che aggiornano il registro contabile Bitcoin, essendo degli agenti economici razionali, geolocalizzano le loro attività dove l'energia costa poco dove è rinnovabile, proprio in quei bacini idroelettrici, Cina e Canada, e nelle distese delle solar farm dell'Arizona e del Texas. Quindi in realtà una gran parte dell'energia utilizzata dai minatori è energia rinnovabile, energia pulita. Infatti noi ricordiamoci che il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza prodotta da un paese, è correlata 1 a 1 con i consumi energetici. I paesi più ricchi consumano tanto, ma è vero anche il contrario. Sono i paesi che consumano tanta energia ad essere più ricchi. Allora noi non dobbiamo diventare tafaziani e farci del male riducendo i consumi. Noi dobbiamo ridurre l'inquinamento. Cioè noi dobbiamo produrre energia pulita, energia sostenibile. Non dobbiamo consumare di meno. Noi dobbiamo augurarci di consumare di più in termini energetici, ma di saper produrre energia in maniera pulita. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Però perdonatemi e concludo, questa è una sfida che abbiamo davanti come umanità. È un po' improprio caricarla sulle spalle del povero Bitcoin, cioè lo deve fare tutto il mondo assieme, tutti i livelli, tutti i settori industriali. Bitcoin di suo, naturalmente, va verso le energie rinnovabili per una questione prettamente economica. Senti, Ferdinando, una domanda che magari è più scolastica, perché dice, ma probabilmente è da chiarire qualche passaggio che abbiamo fatto prima. Perché Bitcoin consuma energia? Cioè, perché i Bitcoin hanno un altissimo costo in energia elettrica, in pratica? Vedi, la domanda è uscita adesso. Allora, è quello che avevo detto a un certo punto, ho detto stasera non abbiamo il tempo per approfondirlo, ma facciamo. Innanzitutto dico a Daniela Bierti che la domanda è intelligente, pertinentissima, però le chiedo se lei tutte le volte che fa una telefonata col cellulare sa perfettamente come funziona la rete GSM. Quando usiamo il cellulare siamo tutti tranquilli, quando di Bitcoin vogliamo capire tutto, ma raccogliamo questa sfida. Allora, funziona così. Ogni volta che viene aggiunta una pagina al registro contabile Bitcoin, questa blockchain, no? Questa blockchain è una catena di blocchi. Voi potete immaginare un registro contabile che ha una pagina o un blocco che viene incollato, incatenato in coda. Compilare questa pagina con le transazioni appena avvenute e certificate è un sistema è reso artificialmente complesso, cioè artificialmente faticoso. Perché questo? Sospendiamo per un attimo, è così. Allora chi fa questa fatica vorrà essere remunerato. Se mi avete seguito, abbiamo già spiegato come viene remunerato. Viene remunerato con l'emissione di nuovi Bitcoin. Sì, se voi guardate quella nuova pagina del registro contabile, nella prima riga
ha una transazione speciale che non è il trasferimento di Bitcoin da Ferdinando a Gabriele, ma è la creazione di nuovi Bitcoin a vantaggio di chi quella pagina l'ha compilata. E allora chi ha fatto fatica nel compilare quella pagina ha un incentivo all'onestà, perché se noi guardiamo quella pagina e vediamo una transazione illegittima, la cartocciamo, la buttiamo nel cestino, e così chi l'ha compilata però perde anche la sua ricompensa. Quindi capite però che ha fatto fatica, l'abbiamo remunerato. Ma perché gli facciamo far fatica? Beh, è molto semplice, perché quando arriva quel cattivone di Gabriele, che sembra molto simpatico, ma vuole manipolare il registro magari 5 pagine fa, beh, deve fare la fatica di riscrivere la quintultima pagina, ma la fatica di aggiornare anche la quartultima, e la terzultima, e la penultima, e l'ultima. E mentre Gabriele fa queste cose, io e Daniela, che siamo onesti, abbiamo aggiunto altre pagine, quindi Gabriele ci deve rincorrere, deve consumare tanta energia. In breve, per Gabriele diventa difficile, tecnicamente quasi impossibile, o comunque antieconomico cercare di manipolare questo. Quindi quella energia è energia che diventa sicurezza. Uno può quasi immaginare che l'energia che viene dissipata nel network Bitcoin è come se in qualche modo entrasse all'interno del Bitcoin, e il Bitcoin nasce proprio da questa energia, ed è per questo che ha un valore, una resistenza. Quindi non è energia sprecata, ma è energia necessaria per rendere la rete sicura. Ovviamente io ho fatto delle semplificazioni, se non fosse troppo comprensibile me ne scuso, ma almeno questa frase è corretta. L'energia consumata nel network Bitcoin è un'energia che rende la rete sicura, cioè resistente a manipolazioni e attacchi. Grazie, intanto te ne faccio un'altra immediatamente, che se vogliamo ci riporta come si dice, ai primi passaggi della serata, perché parla diciamo così, aggancia il concetto del termine speculativo con l'andamento del prezzo del Bitcoin. Non ne avevamo parlato all'inizio. La domanda è in questi termini: è vero che che il Bitcoin è uno strumento altamente speculativo? Se così fosse, anziché favorire il risparmio, favorirebbe in realtà l'arricchimento di pochi, distruggendo i patrimoni di molti. A te. Ma allora, è chiaro che quando c'è la corsa all'oro, e guardate che questo è un grande Far West digitale, quindi è pieno di un mondo strano, è pieno di ciarlatani, ubriaconi, furfanti, fuorilegge. Lo sceriffo non è arrivato in città e le mappe non sono ancora state disegnate. Però se chiedete alla Metrano, l'oro c'è e luccica. Certo, se uno aspetta che la polvere del Far West si depositi, poi verrà su San Francisco, cioè la civiltà, il diritto, la democrazia. Però le opportunità di investimento sono sfumate. Nel frattempo, invece, chi prende questi rischi e capisce come investire in Bitcoin può avere delle grandi opportunità di rendimento. E tanti si arricchiscono così, ma non è che lo fanno senza rischi. Prendiamo un esempio, i fratelli Winklevoss, che magari qualcuno conosce o ricorda perché sono quelli liquidati brutalmente da Zuckerberg, che li ha sbattuti fuori da Facebook. No, non si è mai capito bene, sembra che Facebook fosse una loro idea, ma insomma Zuckerberg li ha buttati fuori. Li liquidò un tot di anni fa con 65 milioni di dollari nel 2013, se non vado errato. E loro investirono nel 2013 11 milioni di dollari in Bitcoin. Oggi sono ultra miliardari con l'apprezzamento che Bitcoin ha avuto, però capite che loro hanno avuto il coraggio nel 2011 o 2013, quello che era, di prendere 11 milioni di dollari e di investirli in Bitcoin. Cioè, come dire, hanno avuto il coraggio di andare nel Far West, ai limiti della frontiera, tra la polvere, gli indiani, gli scotennatori e le guide disoneste, e hanno quindi rischiato. Quindi non è che questi Bitcoin siano stati regalati a qualcuno, anzi l'unico che in qualche maniera non se li ha regalati, ma che ne ha accumulati tanti, Satoshi Nakamoto, quelli che l'ha inventato, che siccome giocava da solo con Bitcoin per il primo anno e mezzo, ne aveva tanti, ne ha 1 milione, pensate che non ne ha mai speso neanche uno, certo. È scomparso, non sappiamo che fine abbia fatto,
probabilmente magari forse anche già morto, ma insomma è interessante che la ricchezza sì, c'è, alcuni si arricchiscono, però non è che lo facciano senza rischi. E concludo, un'altra osservazione. Magari tutti dicono che Bitcoin è una bolla, no? Bitcoin forse addirittura è lo spillo che buca la bolla del debito pubblico. Cioè, la crisi economica attuale, la crisi del welfare, questa idea che c'è il Covid, la crisi, apriamo il rubinetto, escono tanti euro e con questi euro siamo tutti contenti. Mi ricorda molto quando mio figlio piccolino mi vide fare una volta un'offerta a un mendicante per strada e mi chiese: papà, ma perché non va anche lui al bancomat a prendere le banconote? Perché per mio figlio il bancomat era una specie di fontana magica, no? Era piccolino, aveva 5 anni, in cui uno ficcava una tessera di plastica e veniva fuori i soldi. Ecco, non è così, signori. Quindi se in realtà, e io spero di no, ma tra 5-10 anni ci faremo tanto male le economie tradizionali perché abbiamo avuto questa dissennata iniezione di liquidità, perché abbiamo pensato perché abbiamo smesso di pensare a cosa sia la moneta, perché abbiamo smesso di pensare, abbiamo accettato un monopolio che come tutti i monopoli ci ha dato un cattivo prodotto, allora la colpa però non sarà di Bitcoin, ma sarà di tutti quelli che non lo hanno capito, compreso, non ci hanno riflettuto per tempo. Ok, ti ringrazio. A Giorgio avevo proiettato una slide per far vedere come come era esploso il debito pubblico, ma non siamo riusciti a condividerla perché io non l'ho vista. Comunque, c'è una cosa che secondo me non abbiamo ancora toccato, però, Ferdinando, prima di chiudere, è capire come possiamo comprarlo il Bitcoin, perché se riusciamo dopo questa sera a dargli un po' di più del tu e meno del lei, meno sentirlo lontano, capire come acquistarlo è fondamentale. E l'altra cosa altrettanto importante sarebbe però capire come conservarli. Nel senso, abbiamo detto che Bitcoin ha la caratteristica di essere di evitare la doppia spesa, eccetera, però il fatto di non poterlo tenere nel taccuino, pur consapevoli di poterlo perdere quel taccuino, però saperlo come poterli conservare nella maniera più corretta, forse sono due suggerimenti che potrebbero essere utili. Allora, facciamo una premessa. Abbiamo capito che Bitcoin non è una truffa, ma abbiamo capito anche che è un esperimento ardito. Quindi investiamo in Bitcoin quella percentuale del nostro patrimonio di cui possiamo ragionevolmente sostenere la perdita. Però, se Bitcoin è molto rischioso e quindi è irrazionale investire in Bitcoin, patrimonio, una percentuale del nostro patrimonio sproporzionato, chiariamo con altrettanta chiarezza che il restare fuori dal mondo Bitcoin è completamente irrazionale. Uno può usare metodi qualitativi, chi è esperto, che ne so, media varianza, la Markowitz, insomma, allocazione di portafoglio. Viene fuori che anche per un profilo conservativo un 2-3% in Bitcoin è auspicabile. Perché? Ma non bisogna essere scienziati. Se io mi metto un 2% in portafoglio di qualcosa che tra 10 anni potrebbe valere 0, oppure 100 volte tanto, se vale 0 mi sono fatto male pochino. Se vale 100 volte tanto, ha fatto la performance di tutto il mio portafoglio. Il problema è che voi domani mattina chiamate la vostra banca e dite: io vorrei investire 2.000, 20.000, 200.000 euro in Bitcoin. E la vostra banca dice: no, vi dice una truffa. Voi avete capito che è una truffa, glielo spiegate, dice: sì, comunque questo investimento non lo consentiamo. E qui c'è la grande colpa dei regolatori, che per dissuadere, per marginalizzare il fenomeno Bitcoin, lo hanno lasciato in questo Far West. E allora dovete fare una cosa che di solito non fate mai. Dovete creare un account su una borsa di scambio. Cioè, quando voi comprate Facebook o Team, mica fate un account sul Nasdaq o su Borsa Italiana. È la vostra banca che lo fa per voi. No, qui dovete fare un account su queste borse. Le più grandi, le più famose al mondo sono Coinbase, Kraken, Bitstamp, Gemini, sono le più serie. Ce ne sono 200, 300, statene lontani.
perché mica sono affidabili. Ci sono anche degli italiani molto affidabili, sono gli italiani di Rock Trading. Pensate che la borsa più longeva, la borsa Bitcoin più longeva al mondo, quindi non si sono fatti bucare, non sono scappati con i soldi dei clienti, che in questo Far West è il massimo. Avete comprato Bitcoin, cioè avete mandato euro su una borsa, avete comprato Bitcoin, avete questi Bitcoin su una borsa, come li detenete? Allora, se volete il fai da te, non lasciateli sulla borsa, perché le borse poi li perdono, vengono bucate. Le borse sono per comprare e vendere, non per custodire. Cioè, vabbè, ma allora io faccio da solo, mi creo un wallet Bitcoin. Già qui è una roba un po' difficile, ma attenzione, è come dire, nel vostro portafoglio di pelle, voi quanto portate? 50, 100? Io conosco anche uno che porta 5.000 euro, perché è un appassionato di libri rari, però non conosco nessuno che va in giro con nel portafoglio 50.000 o 500.000 euro. Anzi, se li conoscessi, penserei che sono criminali. Allora è evidente che se mia moglie ha qualche gioiello, lo teniamo in casa. Se avesse tanti gioielli, li terremmo in una cassetta di sicurezza. Se avesse dei lingotti d'oro, le consiglierei, cara, tienili in un cavo professionale. E allora qui dichiaro il mio conflitto di interessi. Io ho lasciato la banca, prima ho fatto un istituto di ricerca, ma adesso sono anche imprenditore, proprio perché CheckSig, la mia società, fa soluzioni di custodia Bitcoin per persone ad alta patrimonializzazione e istituzionali. Spesso i nostri clienti vengono da noi, dicono: noi non abbiamo comprato Bitcoin, allora noi li accompagniamo in questo processo un po' strano su come si comprano e poi li deteniamo. Detenendoli da noi, peraltro, non hanno il rischio di furto, di perdita, ed entra anche, toccatevi, io sono napoletano scaramantico, entra anche nell'asse ereditario, quindi avrete sentito qualcuno perde l'hard disk, ha perso i Bitcoin, avrete sentito alle iene di quella povera vedova che il marito idraulico è morto e lei ha degli oggetti con cui non sa come estrarre i Bitcoin. Ecco, storie tristi, ma insomma... Certo. Chiaro, c'è ancora, è un investimento complesso, rischioso, però ormai praticabile. Tenete conto che negli Stati Uniti nell'ultimo anno ormai tutta la finanza offre servizi in Bitcoin, che è poi il motivo per cui negli ultimi mesi lo abbiamo visto schizzare alle stelle. In Europa siamo ancora un po' indietro. Perfetto. C'è ancora una domanda che è arrivata, Ferdinando, ed è una domanda relativa, vediamo se la regia ce la può mettere, a Elon Musk e alla sua capacità di condizionare il prezzo, cioè qual è il ruolo che ha e per quanto tempo potrà influenzare ancora l'andamento dei prezzi di Bitcoin. Ecco, la metto così io. Ma purtroppo ancora per molto tempo, perché comunque Bitcoin è un mercato per certi aspetti immaturo. Infatti io sconsiglio di fare trading, perché ci si fa molto male, ma consiglio una posizione da cassettista, cioè un investimento a 3-4 anni. Cosa è successo con Elon Musk? Allora, a ottobre dell'anno scorso PayPal consente ai suoi clienti di investire in Bitcoin. Le grandi investment bank americane consentono ai loro clienti di investire in Bitcoin. Bitcoin sale, ma l'accelerazione più micidiale la ha quando Tesla investe $1,5 miliardi in Bitcoin. Tesla in realtà ha fatto scuola, perché poi sono tante le società quotate, per esempio negli Stati Uniti un'altra quotata al Nasdaq, MicroStrategy, che hanno investito grandi quantità di liquidità della loro tesoreria in Bitcoin. Ma io vi posso dire, non posso fare purtroppo i nomi, che anche in Italia tante piccole e medie aziende che hanno un eccesso di liquidità, per esempio, sono nostri clienti perché investono in Bitcoin. Solo che Elon Musk è un buon tempone. Quindi se ha fatto andare Bitcoin alle stelle, poi lo ha fatto anche andare alle stalle, dicendo: ah, ma mi piace anche Dogecoin. Dogecoin, pensate, è una criptovaluta nata per scherzo, una roba proprio improponibile, ma la gente lo segue. Poi ha ridetto: ah no, ma Bitcoin ci si può comprare una Tesla, allora Bitcoin risale. Poi ha postato un tweet con un cuoricino rotto e il nome Bitcoin. Si era disaffezionato perché Bitcoin ha scoperto consuma troppa energia. Poi però ha detto: no, ma se è vero che Bitcoin usa molto energia rinnovabile, appena supererà il 50% dei consumi di energia rinnovabile, io permetterò di nuovo di comprare le Tesla con Bitcoin. Ma quella è fuffa, perché nessuno vende Bitcoin. La verità qual è? Che Tesla ha messo in pancia $1,5 miliardi di Bitcoin, che oggi valgono 2,6 miliardi di dollari, quindi ha praticamente quasi raddoppiato il valore di quell'investimento. E queste sono le cose che succedono sul mercato, che poi... Quindi Bitcoin
Attenzione, alti e bassi da panico, non guardate il prezzo tutti i giorni, vi viene veramente un'ansia tremenda. Comprate quello che vi sembra ragionevole e riguardatelo dopo 2, 3, 4 anni. Quello è l'orizzonte giusto. Perfetto, c'è ancora una domanda, la facciamo correre perché dopo siamo in chiusura. Eccolo qua. E qua mi sa che andiamo a nozze, no? Perché allora voi dovete sapere, gli ascoltatori dicono che in realtà ci sono due scuole di pensiero, e quella del professor Ametrano è la scuola che dice il Bitcoin sarà come Braveheart. Io avevo adoperato una immagine di Braveheart, ne rimarrà uno solo. Ecco, la domanda è se dal tuo punto di vista l'immagine di Bitcoin potrebbe essere in qualche maniera compromessa nel caso in cui a livello di market cap noi ci trovassimo con Ether, che è l'altra più diciamo così, più importante per ora criptovaluta, potesse avere appunto una capitalizzazione maggiore, se in qualche maniera Bitcoin potrebbe essere perdere reputazione, insomma. Ecco il tuo punto di vista. Rispondo in 3 parti. Prima cosa, a parte Bitcoin e Ether, tutto il resto è ciarpame. Statene lontani, o meglio, è cosa che se volete fare trading sul breve magari vi dà anche delle soddisfazioni, magari vi prendete delle legnate, non ha alcuna dignità tecnologica, culturale, eccetera, eccetera. Bitcoin vi ho detto che è oro digitale. Cos'è Ether, quest'altra criptovaluta? Vuole essere un grande computer programmabile in cui ciò che è incensurabile non è il trasferimento di valore, ma è l'esecuzione di un codice. Ora, se voi chiedete, il mio portatile non si è mai lamentato di fare quello che io ordino, quindi io ho l'esigenza di un computer incensurabile, non ce l'ho. Sicuramente però Ethereum è complementare rispetto a Bitcoin e molti quindi lo amano, lo apprezzano, anzi per certi aspetti è più flessibile di Bitcoin. Però Bitcoin vuole essere una cosa sola e non sbagliarla, scarso in ambito digitale, oro che luccica. Ethereum è una cosa che non si capisce chi lo governa, è soggetto a tanti attacchi, però è più simpatico di Bitcoin, consuma quanto Bitcoin, ma per esempio nessuno attacca Ethereum perché non è verde, perché Ethereum sono 4 anni che promette che diventerà verde. Come farà non si sa, quest'anno dicono che forse ci riescono, vedremo. Ethereum ha una foundation che quindi si occupa anche dell'immagine, fa marketing, mentre Bitcoin non ha nessuna fondazione alle spalle. Allora, avete capito che Gabriele ama Ethereum, ama Ether, lo trova. Io sono più scettico, ci rivediamo tra 3-4 anni, io scommetto, qui lo dico e qui lo ribadisco, che Ether tra 4 anni non esiste più. Se però uno viene da me e dice: dottor Ametrano, io vorrei comprare un po' di Dogecoin, un po' di Polkadot, un po' di Cardano, io gli dico: lei è pazzo, vada da qualche altra parte, non venga da me. Se uno mi dice, viene da me e dice: Ametrano, io ho l'80% in Bitcoin e il 20% in Ether, la moneta di Ethereum, dico: va bene, guardi, io no, ma se lei vuole va bene. Per intenderci, nell'ultimo anno Ether, per esempio, si è apprezzato più di Bitcoin, quindi per chi ha investito in Ether ha fatto un buon affare. Sugli ultimi 3 anni Bitcoin resta il campione, ma io ho delle perplessità di sostenibilità. Peraltro, ripeto, non è mors tua vita mea, sarebbero anche complementari. È ovvio che in un mondo in cui si fatica già a capire Bitcoin oro digitale, si fatica ancora di più a capire tutto il resto, e purtroppo l'esperienza qual è poi? Che la confusione, i fallimenti, le truffe, gli errori, i difetti, i limiti di tutte le criptovalute generano un clima, discreditano tutto l'ecosistema, e questo danneggia anche Bitcoin. Quindi Bitcoin, a mio avviso, reincontrastato, questo lo dice chiunque. Basti pensare che tutte le notizie degli ultimi 6 mesi che vengono dagli Stati Uniti sono su apertura all'investimento in Bitcoin.
non in Ether. E allora perché Ether ha performato ancora di più? Beh, perché c'è un sacco di gente che dice Bitcoin è cresciuto troppo, io mi cerco una seconda alternativa. Ricordate che è possibile comprare una frazione di Bitcoin, non è che bisogna comprare un Bitcoin $40.000, uno può comprare $4.000 di Bitcoin. Però ecco, onestà intellettuale, Ether ha una sua dignità culturale, secondo me non ha futuro, secondo Gabriele sì, il resto più o meno è veramente tutto ciarpame. Poi ognuno deve capire quello che... Non so, se chiedete a me, le carte di credito non hanno futuro, perché col contante digitale di banca centrale, quando noi sui nostri cellulari avremo contanti digitali di banca centrale, non avremo bisogno di carte di credito e carte di debito. Però qualcuno giustamente dice, ma no, le carte di credito e di debito sono un bel business, io ci sto dentro. Va bene, sono opinioni. Certo. Senti Ferdinando, io direi che chiuderei soltanto con un messaggio operativo, perché tu mi hai già rampognato nei nostri diciamo colloqui via WhatsApp, eccetera. Però come un passaggio abbiamo dato prima, l'ideale per il Bitcoin è l'utilizzo di una parte frazionale del proprio patrimonio, ma dal tuo punto di vista uno stand-by, cioè uno starsene fermi per un quinquennio. Una posizione da cassettista. Da cassettista, perché tutto quello che abbiamo detto dovrebbe far maturare quella crescita dei prezzi che anche in un periodo potenzialmente di inflazione, prima avevamo visto il bilancio delle banche centrali che è effettivamente, se riusciamo a vederlo, vediamo se riusciamo a condividerlo, dovete immaginare che quello che sta accadendo nel sistema finanziario effettivamente è qualcosa di incredibile, nel senso che è la sommatoria dei bilanci delle varie banche centrali. Voi vedete che la prima grossa immissione di liquidità nel sistema avvenne dopo la crisi del 2008, ma dopo, diciamo così, la crisi Covid, le banche centrali hanno dato il là alle rotative di fare un lavoro notte e giorno senza sosta, e ormai la marea di debito pubblico su cui stiamo affogando ha superato una cifra assurda che è 26.000 miliardi di dollari. È chiaro che contro tutto questo il Bitcoin opera. Per cui dando un'ottica temporale, cioè dire accantoniamo, quale potrebbe essere il lasso temporale che dal tuo punto di vista potrebbe far maturare nel Bitcoin tutti quei valori che vanno contro questo atteggiamento delle banche centrali così lascivo, diciamo così, utilizzando una terminologia magari non molto appropriata. Ma allora, il fatto di aver citato prima 4 anni non è casuale. Allora, non che io abbia la sfera di cristallo, quindi in assoluto alla tua domanda non si può rispondere, ma siccome vi ricordate che Bitcoin ogni 4 anni dimezza la quantità di Bitcoin che vengono emessi, questo dà una ciclicità intrinseca al fenomeno Bitcoin, per cui noi abbiamo osservato proprio nel 2010, poi nel 2013, poi nel 2017, poi nel 2021, cioè ogni 4 anni circa, delle grandi impennate, poi seguite magari da dei riassestamenti, ma sostanzialmente come se Bitcoin crescesse di un ordine di grandezza, perché poi Bitcoin cresce a strappi, sale, poi crolla, ma crolla sempre a un livello che è molto più alto di dove era partito prima. Quindi questa ciclicità tecnologica, non del ciclo economico, ma del ciclo tecnologico di Bitcoin, dice che naturalmente l'intervallo per valutare l'investimento dovrebbe essere tarato sui 4 anni. Se poi uno lo valuta su 3, su 5, e poi ovviamente bisognerà vedere che cosa succederà a livello economico mondiale, no? Questo può alterare, però l'ordine di grandezza è sicuramente questo, ecco, non è 3-4 mesi. Chi entra dentro 3-4 mesi, magari gli è andata bene e vende, oppure entra 3-4 mesi, gli è andata molto male e vende perché esce, bene, in entrambi i casi sono persone che poi
40 mesi dopo mi dicono a Metrano avrei dovuto darle ascolto. Certo, si pentono. Non è che ha sbagliato 2 anni fa, 3 anni fa a non darmi ascolto. Lei sbaglia a non darmi ascolto adesso, a investire poco, ma investire con un orizzonte 4 anni. Io ho parlato sempre trasferire ricchezza nel futuro, a un futuro se stessi o ai propri figli. Una volta consigliavo ai miei amici: comprate un bitcoin per figlio e un bitcoin per voi, no? Oggi magari è un investimento un po' improbo, non per tutti, qualcuno lo può fare, però ecco, quello è secondo me sia l'atteggiamento che l'ordine di grandezza. Bellissimo il grafico che stai facendo vedere tu, ma lo lascio commentare a te. Qui vedete questo periodo di 4 anni cui faceva riferimento il professore Metrano. Ogni periodo la remunerazione dei minatori che convalidano il blocco si dimezza. Oggi siamo a 6 bitcoin e 25, eravamo a 12,50 nel 2016, eravamo a 25 nel 2013, eravamo a 50 chiaramente all'inizio. Però come diceva Ferdinando un attimo fa, come vedete a distanza dei 4 anni, diciamo l'anno successivo all'halving, alla dimezzamento del premio, ecco perché si dice che il Bitcoin è anche uno strumento anti-inflattivo. Vedete che a distanza di 4 anni il prezzo che viene raggiunto, questa è una scala logaritmica perché voi abbiate l'idea, è sempre maggiore di quello dei 4 anni precedenti. I 4 anni sono perché nel famoso paper di Satoshi Nakamoto quello è il tempo che era stato determinato come dimezzamento della remunerazione dei minatori, dei validatori dei blocchi. E peraltro questa è una scala logaritmica. Per i più meno tecnici c'è una scala che in realtà rimappa le grandezze in maniera da renderle comparabili, perché altrimenti quello che è successo 4 o 8 anni fa su un grafico normale non riusciamo neanche a vederlo, certo, talmente che è schiacciato. Invece questo fa vedere con una proporzionalità più regolare nel tempo e si vede che è una crescita a strappi e ritracciamenti. Perfetto, per cui siamo in mezzo tra lo strappo e il ritracciamento. Io direi che potremmo concludere qui perché abbiamo fatto oltre ogni tempo logico. Io ti ringrazio infinitamente. L'impegno è di ritrovarci on site, di modo che assaggerai in loco il prosciutto ovviamente di San Daniele, e penso che faremo una serata ad hoc, anche perché riusciremo a vederci vis-à-vis, che è assolutamente più gratificante e più, diciamo così, speciale. Ferdinando, ti ringrazio ancora e passo la parola al Presidente per la chiusura. Grazie infinitamente. Qui permettimi solo di dire, di manifestare al Presidente la mia disponibilità per gli associati tramite il Presidente, se volessero contattarmi, avessero bisogno o avessero domande, ovviamente di rispondere ben volentieri anche più avanti. Beh, sicuramente ci sono degli associati appassionati, anche più giovani, che hanno sicuramente un interesse. Anch'io sono stato molto attento, è stata una bella serata, sicuramente ho capito molto, insomma, ho capito abbastanza, credo, di cosa vuol dire un Bitcoin. È stata una serata interessante. Il vantaggio di essere in diretta su YouTube è che se anche stasera non sono in tanti che ci hanno visto, possono sempre tornare a vedere la trasmissione, questa intervista quando vogliono. Infatti nel tempo si moltiplicano dopo i click sulla serata. Quindi ringrazio Ferdinando, ringrazio il professor Metrano, ringrazio Gabriele. È stata secondo me una serata istruttiva, ci ha tolto tanti dubbi, è diventata molto meno criptica come valuta rispetto all'inizio. Ecco, diciamo, è quasi, non ci diamo del tu alla Bitcoin, ma insomma abbiamo capito un po'. Non affascinante come un concerto di Springsteen, evidentemente, ma insomma io ci ho provato. Vabbè, non possiamo pretendere. Sì. Do l'appuntamento a tutti al prossimo meeting che faremo a settembre. Abbiamo un mio compagno di liceo che ha fatto l'ambasciatore, è stato segretario dell'OSCE per molti anni, che ci parlerà di emigrazione, problemi economici, insomma un altro argomento ancora diverso. Continueremo questa formula in presenza, ma anche via web, così
chi non può essere presente un giorno, sì, così si moltiplica l'audience e si dà anche un'informazione corretta, insomma. Quindi grazie a voi e ci vedremo a un concerto di Springsteen, facciamo un meeting quella volta, oltre a San Daniele a mangiare un po' di prosciutto. Okay. Buona serata allora. Grazie infinite, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Ferdinando, grazie.